Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. I carabinieri di Reggio Calabria, in collaborazione con i militari del ROS e della Polizia di Stato, hanno eseguito 40 provvedimenti di fermo emessi dalla Procura distrettuale antimafia nei confronti di indagati per associazione di tipo mafioso e appartenenti alla cosca pesce di Rosarno, anche nelle province di Milano e Bergamo. Tra loro anche 7 donne addette alla gestione degli affari della cosca. La Guardia di Finanza sta procedendo al sequestro di beni mobili, società commerciali e conti correnti per un valore di circa 7,5 milioni di euro. Sono 5 le persone arrestate insieme al latitante Giovanni Tegano. Si tratta del Genero, Carmine Polimeni, Giancarlo Siciliano, Vincenzo Serafino, Antonio e Giuseppe Morabito, con i quali stava gestendo i suoi affari e le attività criminali. La villa nella quale si nascondeva Tegano era nella disponibilità di Giuseppe Morabito e si trova in località Terreni di Reggio Calabria, in zona impervia ai piedi dell'Aspromonte. La struttura aveva un sistema di videosorveglianza composto da 5 microtelecamere. Dopo gli applausi al boss Giovanni Tegano davanti alla questura di Reggio Calabria, la città, la faccia giusta della Calabria, applaude i magistrati e le forze di polizia. Tante le persone che hanno voluto far sentire la propria vicinanza e solidarietà alle forze dell'ordine ed un unico grido: Reggio non tace, per chiarire chi sono realmente gli uomini di pace in questa terra martoriata dall''ndrangheta. Uomini come il procuratore Pignatone, come gli agenti di polizia e i militari dell'Arma, che ogni giorno combattono contro la criminalità organizzata. I carabinieri di Isca Marina in provincia di Catanzaro hanno arrestato un cittadino di origine rumena, Floran Scarlat, 31 anni, pericoloso latitante con a carico un mandato di arresto internazionale. L'uomo faceva parte di un gruppo criminale all'interno del quale si occupava della falsificazione di documenti di identità. Dopo una latitanza di oltre 10 mesi nelle campagne calabresi sono scattate le manette in attesa che venga estradato in Romania. Sono stati notificati ieri i primi 3 avvisi di garanzia nell'inchiesta sul feto sopravvissuto all'aborto terapeutico, a cui si era sottoposta una giovane donna nell'ospedale di Rossano e poi morto nel reparto di neonatologia dell'ospedale civile di Cosenza. L'accusa ipotizzata dagli inquirenti ad un medico, ad un'infermiera e ad un'ostetrica è pesantissima: omicidio volontario. Intanto gli ispettori del Ministero arrivano in ospedale per verificare se è stata violata la legge 194 che regola gli aborti. È stato presentato ieri pomeriggio alla stampa il progetto Prevenzione Diabete e Obesità della provincia di Cosenza, previsto nell'ambito della più generale campagna di tutela della salute Al passo con la prevenzione. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l'amministrazione provinciale e l'Associazione Medici Diabetologi Italiani e prevede attività di sensibilizzazione e informazione come la diffusione di opuscoli, lezioni, approfondimenti, passeggiate della salute con un coinvolgimento attivo degli istituti scolastici e degli studenti su tutto il territorio. Grazioso Manno è stato confermato all'unanimità alla guida dell'Urbi Calabria, Unione Regionale delle Bonifiche e delle Irrigazioni per la Calabria. L'Assemblea regionale di ieri ha poi eletto Marzio Blaiotta, Roberto Torchi e Domenico Piccione come componenti del comitato direttivo. Manno ha annunciato che dal 3 al 5 maggio l'Urbi ospiterà 400 dirigenti provenienti da tutta Italia per la 5ª conferenza organizzativa nazionale dei consorzi dell'ANVI che si terrà in Calabria. Sarà inaugurata a giugno la piscina olimpionica realizzata dall'amministrazione comunale crotonese, a comunicarlo ieri mattina il sindaco Vallone. La struttura, la terza del genere in Meridione, sarà gestita dalla Federazione Nuoto Italiana. Le caratteristiche della piscina e i contenuti dell'accordo tra comune e FNI sono stati illustrati ieri dal sindaco, dal segretario generale della FNI Antonello Panza e da Daniele Paonessa, presidente del comitato regionale della Federazione Nuoto. C'era anche Don Ciotti a raccogliere a Isola Caporizzuto i finocchi coltivati in località Vermica su un terreno confiscato alla mafia. Questa infatti è un'iniziativa dell'Associazione Libera, a cui hanno partecipato le massime istituzioni civili e militari provinciali, associazioni di volontariato, i sindacati e i genitori del piccolo Domenico Gabriele, 11enne ucciso mentre assisteva ad una partita di calcetto. I frutti di questo terreno fresco di legalità saranno distribuiti durante i concerti del 1° maggio a Rosarno e a Roma, organizzati da CGIL, CISL e UIL.